si incontrerà la Paganese, una partita sicuramente di grande rilevanza per i risultati e che ci dovrà permettere di restare anche un punto importante per restare diciamo, in zona salvezza, mister. Una partita delicata, una partita da affrontare con grande intelligenza, viene a pennello perché è il momento cruciale del campionato. Sicuramente incontriamo una buona squadra composta da buoni giocatori, ma questo è tutto il campionato, che ci sono tutte buone squadre. L'importante è affrontarla con l'umiltà giusta e con la consapevolezza di fare un grande risultato. Oggi la parola che io ho detto ai ragazzi è il senso di responsabilità, perché dobbiamo essere responsabili di quello che abbiamo fatto fino adesso e prenderci le nostre responsabilità, perché sappiamo che è una partita, non dico fondamentale, ma una partita che può dare un senso molto importante a questo campionato. Alla luce della prestazione del Messina, forse magari si ambiva anche una vittoria. Che riflessi avremo sulla prossima partita con la Paganese? La Paganese è una squadra ben costruita con tanti giocatori di livello, Reginaldo e altri, insomma. Per la Paganese è una squadra costruita molto bene, c'è il direttore sportivo Ferrigno che è molto bravo. È una squadra che è composta da giocatori importanti, giocatori giovani importanti. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo lavorando, perché solo in quella maniera là possiamo tirarci fuori con grande determinazione, umiltà, consapevolezza. Queste sono le basi nostre, gli ingredienti nostri, quindi non dobbiamo prescindere da questo, quindi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Diceva lei che nota un leggero entusiasmo, però era anche preoccupato di questa cosa. Sì, perché vediamo l'entusiasmo, per me va bene, però abbiamo da affrontare una partita domani importante, non voglio che questo entusiasmo diventa essere troppo leggeri. Noi dobbiamo essere sempre agguerriti, dobbiamo scendere in campo col coltello tra i denti, perché noi con queste armi qua abbiamo superato dei momenti difficili, quindi non possiamo prescindere da questo.